Sì, Empaia organizza questo interessante forum tra economia e società per dibattere sulle strategie del settore agroalimentare in maniera particolare. Empaia è la casa dove viene custodito il TFR dei lavoratori, circa 2 miliardi che vengono investiti, accantonati e anche impegnati in economia reale. Quindi una realtà estremamente importante dove guarda con interesse anche le mutazioni del mondo del lavoro. Questo è un settore che si sta sempre più caratterizzando con una presenza di immigrati nel settore agroalimentare e per cui dovremmo farne sempre più conto e dovremmo sempre di più anche investire su nuove competenze per connettere ancora di più il mondo dei giovani con il settore agroalimentare che sta rappresentando per il nostro paese un asset strategico. Infine Empaia può assumere un ruolo sempre di più rilevante per quanto riguarda la previdenza complementare. Il governo sta investendo su questo tema. Empaia, proprio perché è la casa che custodisce il TFR, può investire nel incorporare Agrifondo, il nostro fondo dei lavoratori dell'agroalimentare, dentro una gestione diretta. Per cui questo è l'appello che rivolgiamo alla politica, di modificare la legge istitutiva dell'Empaia e prevedere anche il fondo di previdenza complementare.